Compivano assalti e furti in tutta la regione, ma la Polizia Stradale di Vicenza, con l'aiuto delle sezioni di Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, ha posto fine alle imprese della banda. I 4 moldavi finiti in carcere e il quinto costretto ai domiciliari avevano una predilezione per il furto di auto di lusso, ma non disdegnavano di rivolgere la loro attenzione a tutto ciò che capitava loro a tiro. Ricettavano veicoli, mettevano a segno colpi in abitazioni, in esercizi commerciali e in sale gioco. Noi come Polizia Stradale eravamo partiti, a dir la verità, con un'attività legata al nostro specifico settore, quindi quello del traffico della ricettazione e furto di veicoli. Durante l'attività investigativa ci siamo imbattuti in una realtà più complessa e articolata e abbiamo cercato di fare il nostro meglio. 2 malviventi sono residenti a Malo e a Tiene, altri 3 sono domiciliati a Mestre. Irreperibile un sesto uomo ancora ricercato dalla polizia. Teatro delle loro gesta tutta la regione. Assalti e furti sono stati compiuti a Verona, Schio, Cittadella, ma anche nel Trevigiano, a San Pietro di Feletto e a Zero Branco. Nella mappa delle loro azioni criminose anche Dolo, Mestre, Caorle e Rovigo. Davvero ogni occasione era buona. Significativo è l'esempio del furto fatto al vicino di casa, avendo visto biciclette di valore, sono diventate le biciclette un obiettivo interessante e hanno posto subito in atto la loro azione. L'indagine è scattata 6 mesi fa. Gli agenti hanno recuperato ore furtiva per circa 60.000 euro, automobili, moto, preziosi, cosmetici e materiale elettronico.